No, è finita. Trenitalia ha avviato il piano di ristrutturazione del materiale rotabile più datato, costo 1.300.000 euro, presentate a Venezia le prime carrozze completamente ammodernate. Trenitalia si rifà il look, 125 le carrozze sottoposte a restyling entro l'anno, comfort, decoro e fruibilità migliorati, un intervento di ristrutturazione da 1.300.000 euro interamente finanziato da Trenitalia. È partita l'operazione di decoro, il pavimento, l'arredo interno, i bagni, sono quelle piccole cose che però danno il senso che le istituzioni Trenitalia in questo particolare caso non abbandonano la nostra gente. 75 le carrozze già ammodernate in circolazione. A Venezia Santa Lucia la presentazione del convoglio con 9 vetture rimesse a nuovo nell'impianto manutenzione di Verona Porta Nuova. Piccoli accorgimenti in attesa che arrivi il nuovo materiale rotabile che possano aiutarci anche a mantenere bene con gli interventi di pulizia il nostro materiale rotabile. E dunque nuova pellicola esterna antigraffiti, pavimentazione in resina azzurra, gradini in alluminio mandorlato antiscivolo, sedili in tessuto ecopelle, toilette dotate di sistema di sterilizzazione e sanificazione a ozono. A partire dalla fine del 2012, inizio del 2013, cominceranno ad arrivare le vetture doppio piano Vivalto, arriveranno quelle di seconda generazione, quindi ancora più nuove.